Questi sono 50-60 metri di argine che è stato completamente eroso, la pista ciclabile è crollata. Adesso ho appena emesso l'ordinanza di chiusura di questo tratto di pista ciclabile, adesso con i tecnici stiamo verificando tutto il tratto di pista ciclabile da Valdagno fino a Brogliano per vedere se è in sicurezza e eventualmente emetterò nelle prossime ore un'ordinanza di chiusura completa. Ecco, l'invito che voglio fare alla cittadinanza è di non essere curiosi, di venire a tutti i costi a vedere queste macabre situazioni. Dopo la furia degli elementi nella notte, la tregua del giorno ha permesso ai soccorsi di intervenire con efficacia nei punti sfondati dalla violenza delle acque. Dopo una fase di calma apparente, anche qui sono caduti oltre 50 mm di pioggia in circa un'ora, un quantitativo fuori scala che ha fatto temere il peggio lungo gli argini del torrente Agno. Alle 8 meno 10 meno un quarto veramente ho temuto il peggio e eravamo tutti in apprensione sui luoghi, in centrale operativa, con le forze dell'ordine e con le famiglie soprattutto che abitano limitrofe all'argine dell'Agno. È stata una situazione che io non avevo mai visto. Un'ondata di piena che dopo Cornedo ha travolto gli argini e tutto ciò che incontrava anche nel territorio di Brogliano. La seconda briglia nei pressi del ponte principale è stata spazzata via, trascinando completamente anche la spalla che ancorava all'argine il muro di contenimento dell'opera idraulica. Una cosa mai vista. Alto a questi livelli mai, però molto vicino l'avevo visto più volte. Però la velocità che aveva l'acqua in quel momento, ho detto qui c'è qualcosa che non funziona. E abbiamo subito chiuso il ponte perché non mi sentivo di correre questo rischio. E fatalità abbiamo messo anche un operatore della protezione civile proprio nel punto in cui è crollato l'argine, in modo che i curiosi non andassero in quella zona lì. Ancora in corso la conta dei danni, ma soprattutto ora la priorità è ancora la messa in sicurezza del territorio. Abbiamo diverse strade che sono state divelte dalla forza d'acqua, quindi stiamo facendo le ordinanze di chiusura. Abbiamo già la squadra operai nostri, i volontari della protezione civile alpina e anche diverse aziende che stanno lavorando per renderle quantomeno transitabili. Ecco che la sistemazione definitiva e qui ci salverà l'aiuto degli enti superiori che spero ci riconoscono questo evento veramente tragico.